quando va reale. Allora, diciamo che parliamo anche di questo aspetto, cioè fare agricoltura oggi vuol dire guardare avanti. Sì, sicuramente l'agricoltura, come tutti gli altri settori, guarda avanti, guarda all'innovazione. Noi abbiamo bisogno nel nostro mondo, nel mondo agricolo, di innovazione. I nostri agricoltori vogliono l'innovazione in tutti i sensi e questa giornata è importante perché abbiamo potuto anche illustrare un po' alla collettività questa progettualità per il territorio della Bassa Padovana. Grazie al Galpatavino si può realizzare questo progetto di filiera che coinvolge aziende agricole, l'abbazia di Praglia, altre aziende agricole e si potrà dimostrare l'utilità di questa innovazione con l'utilizzo di scarti di coltivazione, in questo caso ramaglie, che possono essere invece impiegati e valorizzati per la produzione di energia. Questo è importante perché mette questa sperimentazione importante perché getta un seme in questo solco dell'innovazione e dell'economia circolare a cui noi guardiamo molto per il futuro. Guarda molto la società, guarda molto la comunità europea e il mondo agricolo vuole fare la sua parte anche in questo. Anche noi vogliamo essere considerati come dei sostenitori dell'ambiente, così come siamo, perché nell'ambiente viviamo e questo progetto di filiera vuole dimostrare questo sostanzialmente, da scarti di coltivazione, produzione di energia che viene prodotta attraverso la combustione, ma quella anidride carbonica viene sottratta dall'ambiente, viene reimpiegata un'altra volta in agricoltura attraverso l'utilizzo di queste alghe che possono andare a fertilizzare il nostro terreno. Quindi un'economia circolare a cui noi crediamo molto anche per il futuro e crediamo tutto questo porti a dei benefici per la società nostra e anche della nostra Bassa Padovana.